Benvenuti, buongiorno a tutti e benvenuti appunto a questo nuovo appuntamento che si sta avviando verso la fine. Abbiamo incontrato vari candidati alle elezioni regionali del prossimo 23-24 novembre e oggi abbiamo con noi una persona nuova ma comunque molto conosciuta, e si tratta di Luca Bonarrigo, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ad essere qui. Luca Bonarrigo si presenta con la lista Volt Europa, che sostiene la coalizione portata avanti dal candidato presidente Giovanni Manildo. Quindi, come sempre, leggiamo qualche informazione del nostro ospite. Luca Bonarrigo si presenta con Volt Europa, Manildo presidente, come dicevamo, ha 47 anni, vive a Mestre e lavora come referente informatico in campo ambientale. Dopo un periodo di attivismo studentesco in giovane età, entra in Volt a fine 2018. Si è avvicinato alla politica attiva con la convinzione che sia un servizio alla cittadinanza e che sia più produttivo metterci la faccia piuttosto che continuare a litigare sui social, come normalmente accade. In Volt ha ricoperto la posizione di co-coordinatore veneto e dal 2021 ha deciso di dedicarsi completamente alla provincia di Venezia. Ha partecipato a più livelli a gruppi di lavoro e policy nazionali ed europee. Desidera portare un contributo per migliorare la vita delle persone indipendentemente da schieramenti o lotte di posizione. Luca è appassionato di tutto ciò che è tecnologia e ha un profondo amore per il mare e la laguna, naturalmente. Bene, quindi se sei d'accordo possiamo cominciare l'esame, che poi non è un esame ma è una questione di informazione. Hai studiato? Benissimo. Allora, Luca, quali sono le tue priorità per rafforzare la coesione sociale in Veneto e in particolare nei territori dove si avvertono maggiori disuguaglianze? Allora, questo è un argomento molto difficile da affrontare perché è frutto di anni probabilmente di incuria e di lasciar fare della politica. La politica ha troppo spesso lasciato fare e non ha regolamentato, non ha toccato molte delle parti che poi sono diventate occasioni di frizione sociale all'interno delle città, all'interno dei territori. Su questo sicuramente la regione non ha campo, non ha molte forze dirette per poter agire, ma ha la possibilità di coordinare e di dare magari delle direttive, soprattutto a livello, io penso che una delle grandi forze della regione è il livello della formazione. Quindi tutto quello che è la formazione, la conoscenza delle persone, il fatto che queste culture non siano né da un lato né dall'altro considerate come nemiche, ma siano semplicemente delle compagne di viaggio, semplicemente sul territorio. Quello che crea frizione è sempre, sia da una parte che dall'altra, la paura dell'uno o dell'altro di perdere la propria identità. L'integrazione è una cosa che invece è come stringersi le mani, è una cosa che fanno tutti e due. E quindi serve dialogo in entrambe le parti, serve seguire e poi ascoltare le richieste di tutte le comunità, che anche le comunità straniere richiedono, ad esempio, la sicurezza è una delle grandi problematiche che hanno tutti i residenti, tutti i cittadini, tutte le cittadine, e questa cosa è una di quelle lotte che non dovrebbe appunto essere ideologica, dovrebbe essere affrontata da chiunque, perché l'amministrazione dei cittadini è il sunto della politica, il fine. Quindi tu dici ascolto, coordinamento e formazione. Questi sono i tre capisaldi. Ecco, che tipo di politiche in questo caso intenderesti proporre in caso di elezione per favorire l'integrazione dei nuovi cittadini italiani e stranieri, perché ce ne sono anche di nuovi che arrivano naturalmente da noi, nel tessuto diciamo sociale e lavorativo della regione, quindi andando un po' più sul pratico? Sì. Partirei dalla formazione, perché uno dei grandi problemi in generale in Veneto, ma parliamo, non è una cosa solo veneta, ormai è diffusa oltre l'Italia, oltre l'Europa. I nuovi lavori, le nuove classi sociali
hanno staccato l'offerta e la richiesta nel mercato del lavoro. E ci sono dei grossi problemi su questo. Penso una cosa di cui si parla da anni sono i tornitori, non ce ne sono più, però non c'è, si perdono, restano solo persone che vanno in pensione e non è solo high tech puro, non si può parlare solo di app, non si può parlare solo di software, ma la manifattura, che è la stragrande maggioranza, è il core praticamente della produzione veneta, deve avere anche manovalanza specializzata, operai specializzati, e questo lo fai con la formazione non solo nelle parti industriali ma anche nelle parti dell'artigianato, certo. Perché l'eredità di molti lavori, sono veneziano, certo. Pensando a Venezia, non si può aspettare che sia per forza una persona che sia all'interno di quei canoni che ci aspettiamo. Certo. Ho sentito immigrati parlare molto bene del veneziano, ecco. E dobbiamo ricordarci anche di immigrati interni. Certo. L'Italia ha un fenomeno migratorio tra le regioni molto forte. Sicuramente bisogna tornare al dialogo, certo. Alla formazione in maniera verticale e orizzontale, per cui le aziende devono essere agevolate a assumere delle persone anche se non qualificate, con il supporto della qualifica, perché ovviamente la formazione è un costo, certo. E bisogna avvicinarsi. Certo, ecco, abbiamo detto che tu appartieni, diciamo, a Volt Europa. Puoi spiegare in 2 parole di che cosa si tratta, come è nata e perché ti sei aggregato, diciamo, a questa formazione? Allora, Volt Europa è, possiamo dirlo, il primo partito europeo. È nato come reazione alla Brexit. Sono stati 3 ragazzi che erano in Erasmus, si sono trovati a pensare che l'Europa si stava sgretolando sotto i loro occhi e hanno iniziato a ragionare perché l'Europa stesse andando in quella direzione. La soluzione che hanno trovato è il fatto che le istituzioni non sono abbastanza europee, sono tutte come dire, manifestazioni di organizzazioni e di istituzioni locali, sì. Quindi statali, con la conseguenza che ognuno cerca sempre di portare il suo in un progetto comune, ma sempre guardando al proprio. Certo. Volt Europa si presenta con lo stesso simbolo, lo stesso programma in tutta Europa, per cercare di puntare a una Europa federale, che abbia organi federali, perché poi si parla appunto di esercito, si parla tanto di esercito europeo, certo. Ma chi lo governerebbe? Chi lo comanderebbe? Bella domanda. Tantissime cose sarebbero scalabili, anche le forze dell'ordine sarebbero ottimamente gestibili a livello europeo, però bisogna organizzarle, certo. E questa cosa è un passaggio, a volte Europa nasce da questo. Nasce da questo, benissimo. Ecco, un problema, diciamo, che si manifesta nella nostra regione, anche da altre parti naturalmente, è l'accesso alla casa, che è un problema proprio crescente, diffuso, soprattutto per giovani famiglie, perché non ci sono posti, non ci sono alloggi, le case ATER sono dismesse e non sono state messe a posto, diciamo che nessuno ha preso in mano seriamente la questione. Quindi quali sono secondo te gli strumenti più efficaci per affrontare questo problema, che è un problema molto grosso, soprattutto in prospettiva, sicuramente anche qui nell'attualità, però sì. Anche in prospettiva. La soluzione è esattamente quella che hai appena detto, bisogna prenderla in mano, bisogna iniziare a gestirla. Anche questa cosa è stata secondo me una grave mancanza di visione. Non si può parlare di casa senza parlare di lavoro, senza parlare di servizi, ma se dobbiamo guardare al problema casa, che è una delle parti di quello che è il problema dello spopolamento e di vari altri problemi, tra cui appunto anche le frizioni sociali, sicuramente bisogna iniziare con un enorme piano casa concordato. ATER ha tantissime abitazioni, ma anche molti edifici che sono strutture portate ad altre funzioni, per cui bisognerebbe riprendere in mano tutto quello che è patrimonio ATER, bisognerebbe stanziare dei fondi. Non ci sono altre soluzioni, per forza. Perché alienare proprietà dell'ATER non è
lineare che tu riesca a recuperarle. Se hai 100 case e ne vendi 20 per sistemarne 50, ti resterà sempre il problema e ne hai sistemate 50. Ci sono incentivi, stanno arrivando per poi comunque le sistemazioni soprattutto a livello energetico delle case, che fondi PNRR, fondi PNRR, ma anche il conto termico che ormai è di questi giorni, e questa cosa qui è l'unico modo. Bisogna iniziare a guardare in maniera organica e decidere innanzitutto che bisogna stanziare dei fondi, bisogna trovare quei soldi, metterli a questo capitolo, perché non è un problema solo delle classi basse, ma è anche un problema della classe media. Certo. E bisogna che questa cosa sia organica con ovviamente gli edifici che hanno i comuni, gli edifici che ha la regione, e eventualmente anche ragionando veramente a scambiare soprattutto gli edifici quelli dirigenziali, perché il comune magari ha dei buchi che non sta usando, mentre un edificio regionale posto in una particolare parte residenziale sarebbe un ottimo hub di comunità per portare avanti piccole biblioteche o altro. Certo. Ecco, un altro problema che noi abbiamo, i dati ce lo dicono, che la nostra regione è rinomata, diciamo, per il consumo di suolo. Ecco. Quindi quali azioni concrete si potrebbero pensare a mettere in atto per contrastare il consumo di suolo e tutelare il territorio veneto, che purtroppo è soggetto a inondazioni, alluvioni, disastri ambientali? Che cosa ne pensi a riguardo? Allora, fa parte anche questo di un problema di visione. Non si può. Sono contrario al blocco totale del consumo di suolo, perché tutto dovrebbe essere valutato rispetto all'opportunità che questo porta al territorio. Se ovviamente questa cosa si riesce a fare recuperando edifici o anche semplicemente recuperando il terreno dove erano, perché possiamo pensare che abbiamo alcuni edifici che sia economicamente poco conveniente recuperare, che non abbiano vincoli storici o che abbiano altre opportunità. In Europa questa cosa è sentita molto meno. Noi, per carità, in Italia abbiamo una storicità del fatto che i nostri edifici molto spesso sono storici, hanno dei vincoli. Siamo unici d'altra parte. Esatto, non possiamo pensare a Venezia di iniziare a battere, ma starebbe bene qua fare un bel canale e farlo nuovo. Ovviamente no, però il consumo di suolo fa parte di un problema che è una mancanza principalmente di piano edilizio. Non esistono quasi più i piani edilizi comunali, non sono chiari, non sono sicuramente allineati a quelle che sono le esigenze attuali. Le case, il patrimonio privato delle case, anche solo in terraferma, è degli anni 60-70. Ormai abbiamo pochissime case che sono state costruite dopo, e questa cosa la stiamo pagando. Ci sono iniziative, ad esempio New York anni che ha mosso una legge che è quella dei tetti verdi. È una cosa che viene studiata anche in urbanistica all'università qui a Venezia, che so che un professore fa fare degli esercizi su questa cosa. Interessante. Noi abbiamo un sacco di tetti piatti è vero, che potrebbero essere riadattati e ovviamente in un pensiero organico di ristrutturazione, di visione, possono essere là. Ci sono già incentivi, bisognerebbe che però Regione e Comune riuscissero a scalarli e a portarli sul territorio. E per quanto riguarda invece i rischi ambientali come alluvioni, straripamenti eccetera, secondo te la Regione ha fatto abbastanza in questi anni con i bacini di laminazione in costruzione o in progetto ancora, o bisognerebbe fare molto altro? La risposta è: ha piovuto di più e ci siamo ritrovati allagati. Quindi sono state fatte delle cose, bisogna farne ancora, anche perché poi i problemi non sono solo esterni alla città. La città ha bisogno di un adeguamento di tutte le strutture per il deflusso di queste cose, perché il cambiamento climatico viene usato delle volte in maniera impropria, sia da una parte che dall'altra, però è effettivo e chiaro che il clima sia cambiato. Non vuol dire che non faccia caldo o faccia più freddo o ci siano delle cose chiare, però si vede che ad esempio abbiamo molte meno piogge durante l'estate, in cui iniziamo, anche durante l'inverno,
in cui stanno soffrendo i bacini idrici anche delle montagne. Certo. E questa cosa è il lago di Santa Croce viene usato come un bacino di compensazione per i territori a sud di Belluno. Certo. Però anche quello sta marcando il fatto che ha meno acqua e non possiamo continuare a attingere indifferentemente. Le risorse bisogna iniziare a gestirle in maniera molto più controllata, molto più attenta, e bisogna iniziare a guardare all'ecologia e anche alla laguna in maniera molto più pragmatica. Io lo dico sempre, la Serenissima ci ha regalato questa laguna, ma ce l'ha regalata spostando 4 fiumi, quindi è andata contro all'ordine naturale. Certo. Perché? Perché se loro non l'avessero fatto, noi ci troveremo una bellissima pianura da Mestre fino al Lido. Certo. Questa cosa qui è ovvio che bisognerà prendere delle decisioni che saranno importanti. Penso anche al porto. Il porto sta parlando in questi giorni del progetto che stanno appunto valutando del porto offshore. È probabilmente quella la soluzione, però sul lungo periodo. Mose non salverà Venezia nei prossimi 100 anni. No. Già tutti gli studi parlano della Venezia. Si sapeva già dall'inizio. Sono da quando ho iniziato la mia attività politica in Volt, è una delle prime cose di cui abbiamo parlato. Nel 2019 si parlava già, è venuto fuori uno studio DNA dell'insufficienza di questa cosa, perché parliamo di un metro. Non stiamo parlando solo di Venezia, però stiamo parlando anche della terraferma. Sì, poi c'è anche il discorso che con il discorso della siccità c'è anche l'immissione di acqua salata nei fiumi, che è una cosa disastrosa, quindi cambia totalmente assolutamente prendere in mano la situazione. Ecco, un'altra materia è quella che tratta le opere infrastrutturali. Nel Veneto ne sono già state fatte abbastanza, ce ne sono ancora in progetto. Qual è la tua posizione rispetto a questo tema? Per garantire un equilibrio, per forza che ci vuole sempre equilibrio, tra l'utilità economica invece e la sostenibilità ambientale. Esatto, a questo aggiungerei anche l'altra parte della sostenibilità che mi piace ovviamente nominare, che è la sostenibilità sociale. Certo. Perché le tre cose vanno ovviamente in pari passo. Le infrastrutture sono vitali. Certo. Non solo le infrastrutture logistiche, e su questo bisognerebbe comunque ragionare, perché ad esempio Venezia non è mal servita a livello ferroviario rispetto ad altre città, però può migliorare, perché il porto ad esempio sta lavorando molto sulla parte ferroviaria. Abbiamo ormai varie aziende che stanno portando i loro hub di distribuzione qui a Venezia, ma anche le infrastrutture tecnologiche, perché se dobbiamo far cambiare il tessuto produttivo della città e dei territori, bisogna che queste aziende abbiano delle infrastrutture logistiche, abbiano delle infrastrutture tecnologiche che vengano a supportarle. Ci sono zone di Mestre, lo dico in maniera molto personale, che non hanno ancora la fibra in casa, e pensi, è lì perché non fanno gli ultimi 10 metri. E ci ritroviamo in situazioni di questo tipo e non sono così rare. Certo. Per cui tutte queste cose e le infrastrutture sono appunto vitali, sono il sistema nervoso e il sistema sanguigno del corpo regione, del corpo stato, di quello che è la società. Certo. Ecco, tu ti occupi anche di digitalizzazione. Quindi, secondo te, qual è lo stato attuale della digitalizzazione in Veneto, e quali secondo te dovrebbero essere le priorità di intervento in questo settore che è relativamente nuovo, ma che comunque ha uno sguardo per il futuro incredibile? Allora, la digitalizzazione in questi anni è stata portata molto avanti, ha avuto un'accelerazione molto forte col Covid, gioco forza, perché ci siamo ritrovati a dover fare tutto online, e in questa cosa ha fatto anche scavalcare alcune rimostranze che c'erano, che era ad esempio il fatto di non poter gestire gli appuntamenti, di non poter gestire le persone, col fatto che non posso prendere appuntamenti e chiedere solo gli appuntamenti. Ormai ci siamo abituati a dover, per accedere ai servizi,
E abbiamo visto che è molto più pratico, anche perché molto spesso si riesce a essere a non dover arrivare alle 6 di mattina per entrare in una coda, perdendo sempre le cose, non essendo mai i primi in questa cosa. Ci sono tante cose che sono state fatte, penso a Sanità Chilometro Zero che funziona bene. Tutta la parte di sanità ha avuto dei grandi incrementi con le ricette digitalizzate, con tutto quello che va di pari passo a questa cosa. Certo, lì iniziamo a cozzare con un'altra questione, che è la digitalizzazione va incontro all'utilizzatore. E non sempre l'utilizzatore è pronto. Io penso a persone che sono più avanti con l'età, ma molto spesso capita anche con i giovani che nessuno ha avuto in mano uno smartphone o un mezzo tecnologico col manuale per usarlo. E qui torniamo alla formazione. Esattamente. Su questo dobbiamo, la digitalizzazione deve essere fatta per essere il più possibile semplice, più possibile accessibile a tutte le fasce, e poi iniziare a ragionare sulla formazione delle persone che appunto, anche la mia generazione non ha, appunto, 47 anni, ma un figlio di 21, e vedo che ci sono dei gap delle volte semplici anche con la loro generazione, invece con quelle cose sono fatte male. Ecco, allora siamo giunti all'ultima domanda, diciamo all'ultimo argomento. Sempre a proposito di digitalizzazione, c'è un problema anche di equilibrio tra la pubblica amministrazione e gli strumenti che usa per mettersi in contatto, comunque per fornire servizi. Quindi quali misure secondo te la Regione, in questo caso perché parliamo di Regione, dovrebbe adottare per migliorare l'efficienza ma anche la trasparenza di questo mezzo che è eccezionale ma che può essere anche complicato e certe volte magari anche un po' critico e pericoloso? Su questo ho avuto una discussione proprio sabato che mi ha portato a capire soprattutto il termine amministrazione trasparente. L'amministrazione trasparente è un diritto delle persone, ma le amministrazioni riescono a non essere trasparenti. Non volendolo delle volte, ma tutte le delibere, tutti gli atti tecnici sono atti estremamente tecnici, estremamente politici, hanno un linguaggio che non è trasparente, per cui diventa talmente trasparente da essere evanescente. È come se alla fine comunque l'amministrazione non riuscisse a vedere cosa sta facendo, perché non riesce a capirlo. Un esempio è che ci sono tantissime opere su base regionale, penso anche ai termovalorizzatori e a tutta quella parte che è quella della gestione dei rifiuti a livello ampio, che hanno bisogno di essere gestiti e di cui abbiamo bisogno, che hanno presentato il progetto. Il progetto era pubblicamente visibile, tutti potevano vederlo, potevano discuterlo, ma io che lavoro nel campo l'ho capito. E anche là c'erano delle parti tecniche molto, molto particolari che esulano dalla mia competenza. L'uomo della strada ha il diritto di non capire le cose lì. E questa cosa è molto importante. Bisognerebbe e questa è una cosa che in volta abbiamo cercato di portare avanti con un progetto da poi calare sui territori. L'abbiamo passato per i comuni, ma è scalabile, ovviamente si può portare anche alla regione. È il fatto di fare un sito in cui tutto quello che è stato presentato in campagna elettorale e che tutti i progetti che invece siano necessari vengano segnati, distribuiti e descritti su un sito accessibile. E dicendo anche non sta andando avanti perché ad esempio adesso è fermo in consulta, manca la copertura economica. La gente che faccia questo lavoro la pubblica amministrazione, anche lì parliamo di digitalizzazione per snellire, però servono delle persone che la facciano funzionare. La pubblica amministrazione dovrebbe iniziare a ragionare anche a quello e non dovrebbe essere demonizzata
sul fatto no, che... assolutamente. No, perché molti dicono, un carrozzone che non funziona, sì, ma dobbiamo farlo funzionare, Certo. e probabilmente servono delle persone in più Certo. per farlo E funzionare. poi c'è tanta gente brava, cioè, voglio dire, Assolutamente. Sì, esatto. assolutamente, Assolutamente. È deleterio parlare male sempre della pubblica amministrazione, perché per quanto Fanno mi dei riguarda, miracoli io molte conosco volte con i mezzi che hanno. quindi, ecco. Bene, allora, prima di concludere, ti chiedo, come ho chiesto anche agli altri tuoi colleghi candidati, di rivolgerti alle persone che ci stanno seguendo e chiedere il loro voto, dunque il loro perché dovrebbero votare te. Prego. Io mi sono presentato a queste elezioni semplicemente per mettermi a disposizione. Ritengo che la politica sia servizio. Lo ritengo io come tutti i ragazzi che sono in lista con me, che sono molto più giovani di me, molto più preparati nei vari campi di me, e quindi quello che chiedo è di superare soprattutto il dubbio che magari può venire fuori, sono molto giovani, e di ascoltarli, e di ascoltare quelle che sono le nostre idee, le nostre cose. Se volete votare me sarò felice, se volete votare qualcun altro dei miei compagni di avventura, vi ringrazio, perché sarebbe un bel segnale per noi, per il fatto di sapere che stiamo facendo le cose giuste. Bene, allora io ringrazio Luca Bonarrigo, Grazie a voi. che vi ricordo che si presenta alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre con la lista di Volt Europa, nella grande famiglia, diciamo, che sostiene il candidato presidente Giovanni Manildo. E come sempre ricordo che bisogna andare a votare, perché è un diritto ma è anche un dovere, e quindi votiamo chi vogliamo, ma andiamo a votare sicuramente, prendiamoci 10 minuti del nostro tempo. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.